Si chiude dunque nel segno dei 4 anni, sono in 7 al via, ritirata Desert Pax, lo schieramento 1 Darko Gwal, 2 Dark Angel Fi, 4 Dinamo Kambar, 5 di Slide Chuck SM, 6 Diletta Trio, in seconda fila 7 Domi AV, 8 Duana Chuck SM. Pronostico che vede Darko Gwal anteposto a Dinamo Kambar e di Slide Chuck SM, che sono le uniche reali alternative, almeno a giudizio delle quote. Vediamo le fasi di lancio. La velocità iniziale di Slide Chuck, che va in breve a condurre, mentre all'esterno rimane Diletta Trio. Lungo la corda sarà sotto Darko Gwal, Diletta all'esterno, più indietro c'è Dinamo Kambar. Se ne vanno i 200 iniziali con Diletta Trio che rimane all'esterno. Al comando c'è di Slide Chuck SM, Salvatore Cintura, in seconda posizione Darko Gwal, poi Dinamo Kambar che segue direttamente le mosse di Diletta Trio, leggermente più discosti gli altri. Quarto iniziale completato in 32 di Slide Chuck SM. Diletta Trio si è adeguata al suo esterno, alla corda Darko Gwal, poi Dinamo Kambar. Non cambia nulla, c'è anche la mossa di Domi AV che viene via in terza ruota dalle posizioni di retroguardia. Domi AV scatta, gran volo di Domi AV che al passaggio davanti alle tribune riesce a rilevare al comando di Slide Chuck SM con un volo e un parziale davvero molto sostenuto. 14,8 dice il cronometro, ma per Domi AV significa un 14 scarso perché partiva dalle ultime posizioni. E vediamo il completamento del chilometro che se ne va nell'ordine dell'1,17 netto. In seconda posizione rimane di Slide Chuck SM, all'esterno Diletta Trio fatica a questo punto e c'è lo scatto in terza ruota di Dinamo Kambar. Lungo la corda invece Darko Gwal chiuso. Lo scatto di Dinamo Kambar che passa in seconda posizione quando siamo sulla curva finale. Domi AV però accelera. Dinamo Kambar in seconda posizione, ha spostato anche Darko Gwal che ha dovuto venire in terza ruota per venire a correre. Domi AV si presenta in vantaggio addirittura d'arrivo. Domi AV in testa a 100 dalla conclusione, Dinamo Kambar in seconda posizione, ma Domi AV è imprendibile e viene a vincere. Il ritorno alla vittoria per Domi AV nei confronti di Dinamo Kambar, mentre per il terzo finiscono in linea all'interno Dark Angel Fi, all'esterno Darko Gwal. 1,15,6 ragguaglio conclusivo, doppio 29,5 a chiudere, che significa 59 per l'ultimo giro. Il ritorno alla vittoria per Domi AV, VP dell'Annunziata in sediolo per conto di Andrea Biliardi e del signor Stefano Lago. È tutto per questo convegno di corse. L'appuntamento è per il giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto.